Nei prossimi giorni, dopo aver analizzato bene questo decreto da parte del governo, capiremo se è necessario intervenire, anche se in realtà è già previsto che in caso di assembramento la mascherina sia uno strumento obbligatorio. Anche in zona bianca, laddove c'è assembramento, i cittadini sono invitati ad indossare la mascherina. Un'ordinanza specifica come quella adottata in altre città non sembra imminente, ma è chiaro che la priorità di Casugana resta quella di salvare il Natale, soprattutto all'indomani della stretta sui non vaccinati disposta dal governo. Oggi l'obiettivo è doppio: garantire la continuità lavorativa e il sostegno dell'economia del nostro territorio, la socialità e anche da un punto di vista morale, ma anche quello di proteggere quella fascia che liberamente ha scelto di non vaccinarsi e che oggi, non lo dice Conte, non lo dice Zaia, lo dicono i dati che ci arrivano dagli ospedali, sono anche coloro che sono più a rischio. Sullo sfondo ci sono i numeri del contagio che vedono la marca trevigiana a maglia nera in Veneto nelle 24 ore, 487 nuovi casi di positività su 2066, un quarto del totale regionale, 3 i decessi, 2 pazienti over 80 non vaccinati con patologie pregresse e un 76enne immunizzato da più di 7 mesi e anche lui con altri problemi di salute. Anche per questo Conte conferma ancora una volta la linea dura sul rispetto delle regole, in particolare nei confronti di quegli operatori troppo leggeri nel controllo delle certificazioni Green Pass e ora in prospettiva Super Green Pass. Chi oggi fa il furbo nel controllo del Green Pass mette a repentaglio la vita degli altri e soprattutto mette a rischio la continuità lavorativa di tutta la comunità.